Porte aperte ieri del liceo Martin Luther King alle famiglie che hanno voluto così visitare le strutture, i laboratori, le attività didattiche in essere e conoscere più dettagliatamente le offerte formative che l'Istituto di Favara offre. Si va dal liceo scientifico, indirizzo tradizionale, a quello artistico, con indirizzo audiovisivo multimediale, alle scienze umane e prossimamente anche quello linguistico e delle scienze applicate. Soddisfatto il dirigente scolastico, professore Salvatore Pirrera. Noi abbiamo tutta una serie di offerte formative che vanno dagli indirizzi che avevamo prima, che era le scienze umane, il liceo scientifico tradizionale, l'economico-sociale, il liceo artistico, e quest'anno la nostra offerta formativa si arricchisce di nuovi indirizzi, il liceo linguistico e il liceo scientifico-tecnologico. Quindi, come potete vedere, la nostra è un'offerta formativa molto ampia, anche perché noi abbiamo una scuola e possiamo vantarci di dire che è una scuola di qualità, una scuola che è ubicata in un edificio che è un edificio scolastico che tanti in provincia di Agrigento ci invidiano, e quindi siamo una scuola appetibile, una scuola che accoglie, una scuola inclusiva, una scuola dove le barriere architettoniche fisiche sono state eliminate, ma noi siamo nelle condizioni anche di dare di più a chi ha di meno per far sì che tutti possano raggiungere l'eccellenza cognitiva. Il bello di questa scuola è che, ben inserita all'interno del territorio, collabora con gli enti, con le associazioni, con le agenzie educative, riesce a fare sistema formativo integrato in una società, quella nostra del terzo millennio, della multimodalità, del cambiamento, di conflitti, una società che Baum definisce liquida. Noi siamo nelle condizioni di far sì che i nostri alunni possano essere messi nelle condizioni di imparare ad imparare, di ragionare con la propria mente e di far sì che, sulla scorta delle nozioni che avranno costruito con i propri docenti a scuola, saranno messi poi nelle condizioni di poter entrare nella società da cittadini attivi e volitivi, da proseguire gli studi per poter poi frequentare gli studi universitari e diventare dei professionisti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo un bel corpo docente, abbiamo tutta una serie di laboratori, abbiamo tutta una serie di attrezzature. Per esempio, in ultimo ci siamo dotati di attrezzature per il liceo artistico multimediale, per il liceo linguistico, per il liceo scientifico, quindi siamo nelle condizioni di poter offrire un'offerta formativa che sia più congeniale per far sì che questi nostri ragazzini diventino degli alunni e poi dei cittadini attivi e volitivi che sono capaci di inserirsi nella società, soprattutto per il miglioramento e per il cambiamento. Questa scuola ha qualcosa in più, ha una marcia in più rispetto agli altri istituti, perché sicuramente fa sentire i ragazzi come se fossero all'interno di una grande famiglia. Accoglienza, professionalità e soprattutto innovazione e creatività sono i punti di forza del nostro liceo Martin Luther King. Il liceo statale Martin Luther King opera moltissimo nel campo dell'inclusione degli alunni con disabilità. Gli alunni vengono trattati come se fossero in famiglia, c'è un ottimo corpo docente che opera nel sostegno e che ha avuto fino ad ora risultati eccezionali. L'Open Day l'abbiamo preparato con cura insieme ai ragazzi che sono entusiasti. Ogni volta che si pronuncia la parola Open Day ai ragazzi brillano gli occhi, perché comunque possono fare vedere veramente quello che fanno normalmente durante l'attività didattica, ma che nel momento dell'Open Day viene fuori più maestosamente. Infatti c'è la scuola bellissima, colorata, vivace, piena di gente, abbiamo avuto un'affluenza che supera di gran lunga quella degli altri anni, quindi sono ben lieta, anche perché insomma abbiamo lavorato tanto, abbiamo girato le scuole, ma soprattutto crediamo che sia il passaparola dei nostri ragazzi che fa la differenza, perché al King siamo una grande famiglia. Io sono agrigentina, però insegno al King da 11 anni e non ho mai chiesto trasferimento, proprio perché con i colleghi, con i ragazzi, con la dirigenza e in questa scuola meravigliosa io mi trovo benissimo, non cambierei mai, e invito tutti a venirci a trovare per
provare a sperimentare quello che sperimento io ogni giorno qua dentro. Il liceo socio-economico è una tipologia particolare del liceo delle scienze umane, nel quale vengono attenzionate in particolare lo studio del diritto e dell'economia, per fare dei nostri alunni dei cittadini responsabili, consapevoli e che siano in grado di compiere delle scelte giuridiche ed economiche consapevoli. L'altra particolarità dell'indirizzo è lo studio della doppia lingua, infatti i ragazzi oltre all'inglese studieranno il francese. Vi aspettiamo numerosi. La meglio scuola di Favara.